Ok, ci siamo. Seconda puntata di Sottobanco, finalmente. Nuovi ospiti. Oggi parliamo di un mood che mi appartiene invece questo, tantissimo. E niente raga, come sempre prima di iniziare a parlare del nostro ospite, salutiamo la voce fuori campo. Buonasera gente, buonasera. Un calmo saluto, come mio solito, dalla vostra voce fuori campo preferita. Un calmo saluto, un calmo saluto. Per Ok. ora va così, poi magari ci si scalda come al solito. Okay, Siamo ma, dei diesel. ma sarai buono oggi, più cattivo? Dimmi un po', annunciami. Non lo so, dipende sempre da come si comporta l'ospite. Noi siamo diesel, partiamo piano e dopo carburiamo. Ok, va bene. Allora, ci siamo, vi presentiamo un nuovo ospite che abbiamo qui. Brother, raccontaci chi sei, cosa fai, dimmi tutto. Allora, piacere, io sono Francesco, sono uno dei due soci fondatori di Athlete Meat Lab, un locale che prepara carne affumicata a Venezia. Siamo la prima smokehouse a Venezia. Assurdo. Cosa intendi per smokehouse, scusa? Allora, la smokehouse è un posto dove la carne viene affumicata. La carne viene affumicata sia per dargli sapore, ma anche per conservarla. Diciamo che è una cosa antica, cioè è una cosa ok, che no, non ci perché siamo inventati noi. ho capito smoke, ho detto, aspetta che chiedo. Ai Fioi piace sicuramente la smokehouse. Sì, La sì. smoke meat. Ok, bene brother, quindi hai fatto, insomma, raccontaci dove è situata, dove... Allora, noi siamo dietro Piazzale Roma, in Venezia, Santa quindi. Croce, Venezia, Isola di Venezia. Siamo in fondamenta dei Tolentini, numero 220, là ci trovate. E la promo è stata fatta anche Intanto questa. tech. E anche questa va. Guarda, il tutto è nato nel 2021, quando abbiamo aperto, ma è partito ancora prima, da casa nostra. Abbiamo iniziato appunto a fare i kebab per i nostri amici. Tutto nasce dal kebab, sembra strano. Ma una sera siamo a Venezia, si fa tardi, eravamo fuori a bere, verso le 2 ci viene fame. Ci viene una fame, ma estrema, e volevamo un kebab. Ma a Venezia alle 2 trovare qualcosa di aperto è impossibile. In un nostro delirio ci ordiniamo su AliExpress una macchina per fare i kebab. Assurdo. Passano mesi, la cosa noi ce la dimentichiamo e quasi come una sorpresa ci arriva questa macchina per fare il kebab. E da lì inizia l'avventura. Ok, intanto ci ha dato subito un assaggio di come è nato questo business che ci racconterà. Bro, ti fermo per spiegarti il nostro format, ovviamente. Mentre faremo una chiacchierata, ogni tot ti dirò, bro, mano sotto banco, e qui sotto ci saranno degli oggetti che ti possono appartenere come no. Però ci aiuterà, diciamo, a fare questa chiacchierata. Quindi ci stavi raccontando che vi siete buttati, insomma, su questa macchinetta, come si chiama? Questo gira-rosti, diciamo. Ok, esatto, che era fatto per kebab, diciamo. Sì, appunto la particolarità è che il girarosti per kebab gira gli arrosti in verticale. Ok. E abbiamo iniziato a fare questi kebab principalmente per noi e per i nostri amici. Ho già fame. Dopodiché la cosa ha preso così tanto piede che c'era quasi impossibile farli dal salotto di casa mia. Siamo arrivati a uno degli ultimi eventi che abbiamo fatto 60 panini dal salotto di casa mia. Un muro giallo dal grasso del pollo. Ma stai scherzando? No, Ma che figata. Cioè 60 persone tutte lì a... No, perché i primi eventi venivano a mangiare. Poi quando è diventata troppa la gente, glieli portavamo noi. Scomposti, glieli consegnavamo scomposti e poi loro potevano comporseli a casa inserendo quello che c'era nella scatola all'interno del panino. Ma dai. E così è tutto iniziato e è stata quasi anche per noi una sorpresa che fosse così apprezzato un prodotto che comunque non si associa a una grande qualità, ma che rivisitato, rivisto e fatto in una chiave più nostra, mediterranea, è stato apprezzatissimo sia dal veneziano che da nostri amici provenienti da tutta Italia, perché alla fine Venezia sono tutti universitari, chi viene da Venezia, chi viene da fuori, l'hanno apprezzato tutti. Che figata, brother. Che Ragazzi, figata. non voglio rompervi, però avvicinate un attimo il microfono dalla regia, ecco mi qua, dicono che che ci serve. Meglio. Ma quindi tipo, cioè, ma tu intanto quanti ne hai? Allora, io adesso ho 26 anni. Quando l'avventura è iniziata ne avevo 23. Sono già passati 3 anni dall'apertura e sono passati velocissimi. Brother, intanto hai la mia stima perché, come dico sempre, è sempre meglio
provare in questo caso qua, penso per puro caso, sei riuscito insieme ai tuoi soci, ai tuoi amici, comunque a creare un prodotto che oggi è diventato una realtà, e la prima realtà tale. Ma infatti adesso mi devi spiegare bene, però prima di tutto, bro, ci sciogliamo col primo oggetto, quindi bro, mano sotto banco, non prendere paura, ok? Attenzione. Attenzione. Cos'è? Fai vedere la telecamera? Eccoci qua. Qui è da dove è iniziato tutto. Ma dai, fai vedere, scusa. Questa è la prima mascherina che appunto in periodi di Covid abbiamo fatto e penso che sia la settimana che abbiamo creato la pagina Instagram. Pensate. Perché avendo raggiunto così tante persone, tutti cercavano un modo di contattarci per mangiare questo kebab, anche gente che non avevamo mai visto, sconosciuti che volevano mangiare il kebab, e tanti pensavano avessimo già un locale. Cioè questa cosa ci ha diciamo anche spronato. Certo, c'era hype, quindi hai detto c'era aspetta. hype. Sì, no, ma appunto... E durante il Covid funzionava ancora di più perché c'era quella ansia di dover stare sempre a casa e questo e ma poi quello. soprattutto a Venezia, dove è una città che nasce per il veneziano, ma che ormai è per il turista. Certo. E in un momento di Covid che c'è stato, i locali appunto erano tutti chiusi, perché basandosi sul turismo che non c'era. E il cittadino si trovava poi anche in un disagio, che era quello di non poter avere del cibo takeaway. Certo, quindi tu qui hai trovato un prodotto che poteva ispirarvi a andare ulteriore sopra alla difficoltà che in realtà sta vivendo un intero paese. A 23 anni bisogna avere due palle così, quindi tanto complimenti veramente, che dopo mi dicono ma tu fai complimenti a tutti. No raga, i nostri ospiti spaccano, ok, hanno delle storie che a me ovviamente di là che bro mi hai fatto una fame esagerata, però bene, mi ha fatto piacere soprattutto sentire queste 2 o 3 parole che hai già detto, che mi hanno già colpito abbastanza, anche perché penso che nel periodo Covid vedevi più persone mollare il proprio progetto che iniziare. Cos'è che ti ha dato veramente quel, tra te e il tuo socio, che hai detto aspetta, forse al di là della gente, no? Che hai detto questa cosa qua, se la facciamo saremo gli unici a farla? Guarda, secondo me è anche la difficoltà del prodotto, che appunto, come dicevo prima, il kebab e in generale la carne in Italia sono 2 prodotti che, da un lato la carne è poco scoperta, soprattutto l'American barbecue. Il kebab invece viene associato a qualcosa di una bassa qualità, quindi già portare un prodotto innovativo e alzare la reputazione di un altro prodotto, Certo. che ce la bassa, insomma, era una grande sfida per noi. Poi il Covid appunto a Venezia è stato un moria per molte attività, c'era quasi 200 locali sfitti che prima erano attività commerciali. Una moria, 2 anni non se ne vedeva più l'uscita e molti imprenditori sono scappati. Sì, città. diciamo che è stata un po' la rivoluzione anche della tecnologia, secondo me, durante il Covid, che ha tenuto in ballo tante cose. E voi quando siete partiti, il delivery com'era? Cioè, avete avuto un'agevolazione per questa cosa? Allora, il delivery a Venezia prima del Covid non esisteva, non c'era un servizio di delivery. Durante il Covid è nato un servizio portato avanti da nostri coetanei che si chiama Kokai Express, e anche loro hanno rivoluzionato il mercato, dove prima si pensava il servizio di delivery non sarebbe mai arrivato. Invece un periodo come il Covid appunto è stato un periodo di scoperta, dove si è fatto molto per la comunità, soprattutto a Venezia. Sì, diciamo che a Venezia è stata una cosa molto, per noi è novità, ok, magari chi ci guarda da casa, da altre regioni, penserà che siamo in mezzo a un buco. Invece purtroppo qui a Venezia negli ultimi anni, scusate, si sono, diciamo, aggiornati su questo mood, quindi voi siete partiti quindi E anche questo ci ha dato una grande spinta al delivery. Arrivare a casa della gente ha dato una spinta al nostro business. E com'è stato soprattutto tipo quando avete aperto, avete detto cazzo siamo partiti da casa mia con 60 amici che ci chiedevano di fare un panino ad dire aspetta creiamo... È stata una grande emozione, anche una scommessa, perché comunque alla nostra età abbiamo scommesso tutto quello che avevamo, tutto quello che avevamo da offrire, sia come a livello professionale ma anche a livello economico. Comunque
anche grazie al Covid siamo riusciti ad aprire, perché potersi permettere di entrare in un mercato come quello di Venezia, Non è ragazzi, di solito non è alla portata di tutti. E devo dire che come periodo il Covid per noi è stato un periodo di rinnovarsi anche come persone, di scoprire un lato di noi nuovo, quello di portare un prodotto alle persone, vedere la gioia del cliente, provare qualcosa di nuovo, perché Venezia comunque è una metropoli. Ma secondo me è questo che la gente non riesce bene a capire. Secondo me la gente è troppo abituata a Milano, città grandi, dove vuoi il delivery, ne hai 4 tipi diversi che ti arrivano. Vuoi la carne, vuoi il cinese, vuoi il greco, ti arriva tutto tranquillo. Spiegate che a Venezia bisogna usare i piedi? Sì, Venezia è tanto limitata, non è un po' limitata, è tanto limitata, è super, ha un fascino ovviamente. Parliamo di città Venezia, non provincia. Ha un modo di vivere diverso che a tanti può affascinare, a tanti altri magari chi non è abituato. Cioè io quando vado a Milano, quando sono già all'altezza di Linate, inizio già a ordinare KFC, inizio a ordinare tantissime cose. Qui a Venezia se arrivano a una certa ora fai fatica, e soprattutto prodotti così come il tuo, che non è homemade, però siamo quasi lì, diciamo, poteva sicuramente creare quella curiosità. Prima di andare al secondo oggetto, siccome è sempre bello raccontare la parte bella della cosa, ma qual è stata la difficoltà più grande? Allora, sinceramente la difficoltà più grande è stato, diciamo, a livello burocratico per noi, perché comunque arrivando già dal mondo della ristorazione eravamo già consci di quello che ci aspettava. Diciamo che in Italia giovani non è che siano molto agevolati nell'aprire un'attività, non c'è nessuno che ti aiuta, diciamo che ne so qualcosa. si sa bene. Purtroppo Ti senti un po' abbandonato a te stesso, diciamo che il muro più grande è sai stato cosa? questo. Non è essere soltanto abbandonati, è sentirsi addosso quell'occhio di riguardo al contrario. Cioè, se vai in una banca o se vai da chiunque, che sia un commercialista, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però ti vede già a una giovane età che vuoi fare un passo così grande, non sentirai mai quella pacca sulla spalla, vai, fai bene, buttati, vai. No, iniziano a elencarti solo le cose che ti potrebbe purtroppo tornare contro. Quasi dovessero convincerti di non farlo. aprire, di non Brother, farlo. tu non Sì, sai sì, quante sì. volte sono uscito da riunioni dove dicevo, praticamente mi hanno detto di non farlo. Hai capito? Sì, è capitato. E ero io dentro di me che magari mi facevo i miei conti e sentivo l'idea un po' così, quindi andavo avanti. Brother, secondo oggetto. Ho una fame. Sentiamo. Non so niente perché i ragazzi qua, il team mi tiene sempre tutto nascosto. Attenzione. Un foglio. Non so minimamente cosa c'è scritto, attenzione. Fallo vedere la telecamera. Adesso lo leggiamo anche. Vai, leggilo proprio Gli vicino. esseri umani sono naturalmente erbivori e non progettati per il consumo di carne. Questa è una sfida. Sembra tipo messa dal nostro... Ai. Ci facciamo sentire noi dello staff. Cosa ogni dici tanto. bro questa frase? Allora, diciamo una cosa. Che, Come si difende? Come si allora, difende? il Meat Lab si difende dicendo che la carne è stata quella che ci ha fatto mettere insieme. Diciamo che prima l'uomo era cacciatore e raccoglitore, ma prevalentemente cacciava animali di piccole dimensioni, quindi si sfamava per la giornata. Quando poi c'è stato il bisogno di passare ad animali di più grande stazza, è lì che l'uomo ha iniziato a cooperare, a collaborare nel momento della caccia, e diciamo che questo ha aiutato l'uomo a evolversi, a arrivare a quello che siamo adesso. La carne appunto è presente in tutte le culture, è una cosa che ci accompagna da sempre, il mangiare la carne, anche se molti poi pensano che vegetariano sia meglio, vegano sia meglio. Io vengo da una famiglia, pensa, mio papà è vegano crudista.
Mia mamma e mia sorella sono vegetariane. Ah, è un po' come dire io ho un amico nero, io ho l'amico nero, no, allora posso farle. Suona un po', così, Guarda, però ci è stata- piace. Stai attento, voce fuori campo, a tirare fuori certi argomenti. Stai attento. Ma io ho un amico nero, Bro. ho un collega, No, hai quindi posso. Il collega. Esatto, ok. Quindi, bro, i tuoi genitori... Guarda, è stata proprio quasi Una sfida. una sfida, ma una sfida che comunque i miei non mi hanno mai obbligato a non mangiare la carne. Certo. Anzi, questa cosa che loro fossero dell'altra sponda, diciamo così, Sì. mi ha portato a trovarmi a cucinarmi in prima persona il pranzo molte volte, perché mio papà non voleva toccare la carne, quindi ho avuto a che ma fare, tu- anzi, ma- guarda, è stato quasi un piacere per me. Ma tu pensa il destino, è sempre così. Fatalità, i tuoi genitori sono vegani. Ah sì, quando una cosa ti viene quasi negata, dici... Assurdo. poi- No, no, ma cioè, già sentire la spiegazione che hai dato, si vede che è un ragazzo che comunque sa il fatto suo. sicuramente- Preparati. Preparato assolutamente, anzi, forse sono più io che non so niente di questo mondo a livello. Io sono uno bravo a cucinare e mangiare. Mangiare si vede, cucinare, bro, sono bravetto, dai. Però vorrei entrare un po' più sulla questione dell'affumicare. Allora, Ma magari andiamo avanti con gli oggetti, chi lo sa, magari lo staff ha pensato a tutto. Confidate Sì, esatto, sempre hai nello ragione, staff di bro, sottobanco. hai ragione, scusa, hai ragione. Quindi, bro, mano sottobanco. Poi lasciamo gli altri due oggetti allora, al suo io- collega. mano sotto banco, Ok. passerei già veramente la palla al mio socio Federico, Ok. perché è lui lo chef. È lui Ok. quello che affumica la nostra carne. Ok, allora quindi... Su qua... Tanto, brother, ti ringrazio per questa introduzione molto, come si dice, concisa, ma sei stato super. E ti auguro in bocca al lupo di tutto. Intanto grazie. Diamo spazio al tuo socio cuoco. Attenzione, arriva il mangiare, Le attenzione. mani vuote qua. Momento panino Mamma che ci mia, piace. ragazzi, cioè, abbiamo fatto una... Io sono a dieta. Cioè, e qua c'è da assaggiare i panini, non ci credo. Ciao Federico, come stai, bro? Bene, grazie. Eccolo qua. Qua È il sentiamo già un po' è di il cogo, dai, venezianità. facciamo subito qua. Ho sentito che c'hai fame. Eh. Noi pensiamo un po' a tutto, sai. Ok, ti chiedo solo di parlare lì al microfono. Ma Beh, ti abbiamo portato due panini che facciamo appunto in locale in versione miniatura ok. con appunto la carne affumicata che prepariamo. Appunto Vai, qua, spiegami. Qua vedi il pulled pork con la coleslaw, Ok. che è un'insalata di cavolo. Invece su questo trovi il brisket, che sarebbe una punta di petto di Angus, i peperoni affumicati e il cheddar, con una maionese con il rafano fresco grattugiato. Ok, bro, allora prima che inizio le 1000 domande, Federico, giusto? Federico, esatto. Tu sei il cuoco, diciamo, Esatto. e devo assaggiare ovviamente così. Mi sa che Intanto ti tocca. devo fare una premessa, saluto il mio coach Cory, bro, non era studiata sta cosa. Bro, io ti dico la verità, questo qua con la punta di... È punta di petto di Angus. Madonna, come vi è venuto in mente di fare una roba del genere? È tutto barbecue, American barbecue. Perché infatti, sfortunatamente, Vai, spiega. sfortunatamente appunto qua in Italia non troviamo questi tagli di carne e i metodi che utilizzano in America. Spiegaci un po' questi metodi così capiscono anche gli amici a casa. Beh, intanto ci sono dei tagli più particolari dove... Posso mangiarlo tutto, vero? Sì, certo. Guarda, ce n'è anche un altro. Oh, ricordatevi della voce fuori campo, Beh, intanto sono tagli più particolari perché appunto comprendono muscoli diversi e comprendono solitamente più grasso e cartilagine. Perché appunto l'American barbecue consiste in una cottura solitamente appunto a fumicatura per molto tempo a temperature basse in cui il collagene e il grasso si sciolgono. Bro, ho provato ad ascoltare, però è tanto buono, porca troia. Questo è uno dei migliori che... Questo è quello che va di più. Sì, sono i due migliori che vanno di più. Scusate, ma ho bisogno di una servietta. Bro,
Devastante. Dov'è che hai detto che si trova? Siamo a Venezia, in Fondamenta di Tolentini 220, a Santa Croce. Sento la carne che ha proprio una cottura. Particolare. Sì. Mamma mia, che buono. Spieghiamo un attimo la fumicatura, come Beh, funziona? La fumicatura, intanto ogni pietanza ha un legno diverso per affumicare. Noi per la carne solitamente utilizziamo il legno di ciliegio, che il legno di ciliegio dà un aroma molto particolare. Sì, ma ha un profumo, cioè, sembra veramente fatto con il cuore. E sta cosa si sente, bro. Cioè, io ti giuro, sono un po' ignorante in tante cose, però una cosa che non sbaglio è il mangiare. Questo è strabuono. Ti capisco. No, bro, io sono uno che ho girato tanto e sono un mangione. Adesso ho dovuto cambiare un po' vita, per salute anche, non è vero. Però ti giuro, veramente complimenti, buono, avete fatto bene a portare gli assaggi perché Un assaggino. almeno so di cosa stiamo parlando. Allora ti dico la verità. Quando i ragazzi mi hanno proposto questo ospite, io ho subito detto, raga, ci sta, perché secondo me già l'età che hanno questi ragazzi, abbiamo fatto i ragazzi di Poche Scuse, ok? Che hanno creato questo franchise, questo mood di fare queste poké in questo modo, e abbiamo visto subito che loro sono partiti bene o male con un'idea simile alla vostra, per puro caso, e oggi sono diventati il colosso dei poké. Oggi quando ho preso in mano la vostra storia, no? Ho detto, cavolo, sti due ragazzi, anche tu quanti ne hai? Io ho 25. 25 anni, quindi voi due a 22-23 anni vi siete messi in gioco quasi scherzando. Sì, praticamente. E ora avete un'azienda, avete un business e sicuramente avete pensato all'upgrade, giusto? Certo. Secondo te, vedendo un po' adesso, perché ho capito che voi avete questi metodi molto molto particolari di cucinare la carne, anche per spiegare un po' al pubblico a parole o no, un po' come si dice, potabile come lo sono io, quindi avete questo metodo di cucina, di cucinare questo tipo di carne, se sbaglio, dove ovviamente in Italia questi metodi non avvengono ancora. Non ci sono. Infatti noi siamo stati la prima smokehouse. Noi utilizziamo appunto il locale, abbiamo un forno affumicatore dove appunto inseriamo la legna, viene bruciata, viene vaporizzata e tutti i fumi passano attraverso la carne. E anche qui ci sono dei processi riguardo la fumicatura che bisogna stare molto attenti perché comunque bisogna guardare molto le temperature, usare molto i termometri, bisogna seguire le temperature al cuore. Ok, ma tu ovviamente non è che sai queste cose a caso, hai fatto l'alberghiero. Sì, ho fatto l'alberghiero, ma appunto sono stato anche in America. A dire il vero sono stato a studiare inglese e nella scuola dove stavo c'era un pitmaster, cioè un maestro del barbecue, che comunque ho sempre lavorato in cucina. Mi ha preso un po' sotto la sua ala e mi ha insegnato piano piano come effettivamente queste preparazioni venivano fatte. Madonna, più che altro, cioè, ne mangerei 10, veramente buonissimi, e soprattutto questo qua mi sa ancora più goloso. Però com'è stato l'approccio con il cliente nuovo? Cioè, se vengo io e mi mangio un panino così, io ti abbraccio, ti dico, bro, ma cosa mi stai facendo mangiare? Com'è stato il veneziano X che si è presentato lì? Oh, amore, ti mi dà un panino? Allora, qual è stato il... All'inizio, a dire il vero, è stato difficile perché far comprendere qualcosa che il veneziano in sé non ha mai provato, già la fumicatura ha quel gusto che comunque ti pizzica quasi il palato, ti copre la bocca, Sì. e che se non sei preparato ti può dare fastidio. Quindi comunque abbiamo dovuto regolare diversi parametri in base al cliente. Non potevamo appunto portare una fumicatura molto spinta perché appunto Certo, potrebbe sembrare fastidiosa. certo. E come abbiamo parlato prima del kebab, anche con il kebab ci è capitata la stessa cosa, perché appunto noi li prepariamo proprio i kebab. Noi partiamo dalla coscia di pollo, la disossiamo, la apriamo a libro, la battiamo con il batticarne e c'è un mix di 17 spezie. E anche lì abbiamo dovuto regolare le spezie in base al gusto del cliente, perché noi siamo partiti comunque con delle spezie molto
mediterranee e asiatiche. Ok. Poi appunto abbiamo regolato il tiro portando molto più mediterraneo. Quindi avete ascoltato il feedback dei clienti per cambiare un po' il menù. Beh, Interessante. per migliorare il menù. Assolutamente. Dovrebbero farlo in molti locali. Che Dovrebbero se la farlo credono. tutti. Tutti. Beh, perché penso che comunque il feedback del cliente sia essenziale. Ma soprattutto se tu vedi cosa mangiano di più di un'altra cosa. Esatto. Ok. Esatto. Infatti appunto il pulled pork è il più venduto. Conta che su una decina di panini circa la metà sono pulled pork. Madonna. Si vede che comunque piace questa innovazione a A Venezia. me tantissimo, quello sicuro. Ma cioè, sicuramente lì hanno i loro clienti fedeli, no? Ma tu cosa vedi? Il cliente che si fidelizza a un panino o gli viene più la voglia di dire aspetta, ho assaggiato questo, assaggiamo magari... Allora, comunque in questi 2 anni ho visto davvero vari tipi di cliente, ti devo dire. Cioè, ci sono signori che vengono dal day one, vengono tutti i giorni dal day one anche per prendersi semplicemente delle salse o per semplicemente prendersi... Ma che figo! Per prendersi semplicemente magari 100 grammi di pulled pork. Poi abbiamo visto quello che viene una volta e si prende da 2 anni sempre lo stesso panino, neanche sotto tortura lo fai cambiare idea, piuttosto se ne va. Che gli piace talmente tanto quello che non c'è O quello o nessuno. non c'è storia che tenga. Invece abbiamo visto anche gente che li ha assaggiati tutti e piano piano si è preparato proprio una recensione, un feedback riguardo qual è il migliore, qual è il gusto più adatto al suo palato. Ma a proposito di clienti, ci sarà stato qualche cliente un po' pazzerello, diciamo? Avete qualche aneddoto a riguardo? Esatto, anche io volevo Senza dire. fare nomi, però. Esatto, dimmi uno pazzo che è arrivato. Beh, comunque essendo tra la stazione dei treni e la stazione dei bus, ti devo dire che comunque di clienti pazzi ne abbiamo visti parecchi. C'è successo, noi appunto ci chiamiamo Athlete Meat Lab e ci succede comunque spesso che vengano dei vegani a chiederci da mangiare. E questo già secondo me è assurdo. Ma cioè, no, ma veramente non... E invece sta cosa qua non si potrebbe fare nel lato contrario. Cioè, No. nel senso, tu non hai mai provato, ignorantemente chiedo, di fare un panino, sai che vai nel ristorante, c'è la carne, ma c'è anche il piatto vegetariano. Ah, vabbè, ma il piatto noi abbiamo il panino vegetariano. Come? Spiegami come fa. Cioè, Noi è sempre affumicato? È sempre affumicato. Noi abbiamo appunto le melanzane affumicate, prepariamo un hummus di ceci, proprio con la ricetta con la tahine, i ceci e la coleslaw, la stessa insalatina di cavolo che utilizziamo nel pulled pork. Vabbè, intanto questo secondo me è una chicca perché stiamo parlando di Athlete Meat Lab dove comunque fanno principalmente il loro piatto principale è la carne affumicata e invece hanno anche il panino vegano. Pensa quanta gente Affumicato. che deve essere entrata là a chiedergli verdure e quindi vi siete adattati. Sì, esatto, ci siamo adattati, abbiamo comunque, nonostante tutto, abbiamo voluto dare una possibilità anche ai vegetariani. Certo. Allora, Sì, non è- così su due piedi ti chiederei cosa ne pensi tu della frase precedente? Che l'uomo è progettato per mangiare alla fine verdure e non carne. Che l'uomo è progettato per mangiare tutto. La fumicatura nel nostro caso è il vero punto di incontro, perché noi siamo appunto una smokehouse e penso che comunque la fumicatura sia il punto di incontro tra la gente. Ok, però diciamoci la verità, una volta mangiato questo, tu il vero kebab te lo dimentichi. Decisamente. Cioè, come io quando sono andato in Turchia, mai più mangiato uno. Ecco, il nostro è molto simile al kebab turco. Ecco, ti dico la verità, io quando l'ho mangiato ho sentito quel gusto di spezie che mi è ricordato però, quello che ho sentito. Questo lo sento ancora più gustoso. Beh, perché comunque appunto questi tipi di carne, sia il pulled pork che il brisket, nella forma originaria sono dei pezzi di carne molto grandi che comunque noi concentriamo di gusto, dove appunto andiamo a coprire di un mix di spezie, andiamo a coprire con della senape e questi mix di spezie possono variare appunto in base al tipo di carne.
Allora, io ho una domanda prima di passare al quarto oggetto. E tu sei cuoco, Certo. ok? Quindi sei, diciamo, quello che mette le mani, ok? Cos'è che tu, che è una domanda che ho sempre voluto fare a una persona che sta in cucina, cos'è che tu vorresti raccontare a casa che la gente non può vedere dal momento in cui prende il prodotto in mano? Cioè, qual è il passaggio che tu vorresti dire, raga, guarda che io questa cosa qua. Che comunque nei nostri panini, anche se ci mettiamo poco a prepararli e anche se non sembra, c'è molto lavoro dietro e molte ore di preparazione, perché comunque richiede appunto vari passaggi di preparazione, richiede vari passaggi nella fumicatura e poi c'è la parte finale dove appunto viene o tagliato o pullato, come si suol dire. Ok, avete mai fatto tipo anche tipo fiere, queste cose così? È una cosa che voi ambite? Vi hanno già chiamato? Allora, c'è successo una volta, ma sfortunatamente noi non eravamo preparati. Esatto, ti chiedevo proprio per questo, come fai a spostarti? Anche se tu porti la roba magari già cucinata, non so. No, effettivamente noi non eravamo preparati per un catering, perché alla fine si parla di questo. Però comunque noi abbiamo già una soluzione di prodotti già cotti e affumicati e conservati sottovuoto, pronti all'uso. Ah, ho capito. Sempre Guarda, pronti questi ragazzi. Sì, sempre no, sul veramente, pezzo, cioè, avete studiato ogni minima cosa e si vede che sono preparati, veramente. Bro, ti devo chiedere, tu per te è il primo oggetto, mano sotto banco, tiriamo fuori l'oggetto, attenzione. Vorrei sempre spingere di più questi oggetti, perché sono troppo bravi, sono troppo preparati questi. Attenzione. Oddio. Guarda questo. Attenzione, cos'è sta roba? Questo è un utensile che appunto utilizziamo per la preparazione dei vari tipi di carne. Questa è appunto una siringa in acciaio inox Ok. che usiamo per inoculare la carne. E dove si infila? Spiegami un Sì, po' come noi funziona. con questa appunto prendiamo i vari tipi di carne, utilizziamo solitamente un brodo salato, Ok. molto grasso, con una parte acida, che inoculiamo in tutta la carne, ed è quello che effettivamente gli dà il vero sapore, tiene l'umidità durante la cottura e dà il risultato finale. No, ragazzi, non sto concependo. Cioè, c'è del brodo che entra nella carne Esatto. e rimane dentro. Rimane dentro e a fine cottura effettivamente lo vedi perché la carne rimane molto umida e come nel pulled pork riesce a sfaldarla. Allora, sono quasi felice di averti conosciuto oggi. Perché, cioè, veramente, bro, mi stai facendo. Cioè, più che altro è una cosa che ne ho sentite di tanti. Infatti, ti ho detto, quando mi hanno detto, oh, bro, devi sentire questi, ho detto, parliamone, perché creare qualcosa di nuovo nel 2023, che ormai c'è tutto. Ok, c'è tutto. Cioè, veramente. Satura il mercato. Bro, cioè, veramente, ormai c'è tutto. Ok, siete stati bravi perché avete scelto secondo me un prodotto che non invecchia mai, non so come dirtelo, cioè non invecchia mai. Questa qua è una cosa che puoi proporla a 10.000 persone, non si stancheranno mai, ok? Tutte avranno sempre una curiosità in più di volere, perché stai parlando di una carne curata in una maniera diversa, veramente vorrei mangiarli tutte e due, però ho lo staff dietro che mi sta dicendo no, quindi buonissimo, ho come sentito l'acqua in bocca, veramente bravi. E invece il prossimo passo a livello, cioè voi siete a Venezia, ma hai mai pensato di ingrandirti, venire in città? Allora adesso appunto ci abbiamo pensato molto e siamo in una fase di conclusiva con appunto un nuovo locale a Padova, una nuova apertura. Attenzione, Padova! Che appunto dove noi forniamo tutti i nostri prodotti, come dicevo prima, già cotti, affumicati e conservati sottovuoto, dove semplicemente apri la tua bustina, lo metti nella piastra e assembli il prodotto. Ah, ok, bro, quindi quando ti verrò a trovare la prossima volta, 2 o 3 bustine mettere da fare. No, veramente figo, anche il packaging mi piace e soprattutto
E queste qua sono le dimensioni dei panini. No, queste sono le versioni mini, queste sono le versioni spuntino veloce. Ma stai Solo per scherzando? sottobanco. Esatto, solitamente i panini si parla di un pan brioche dove abbiamo fatto un'attenta ricerca, dove ne abbiamo provati davvero tantissimi e siamo arrivati alla conclusione di questo pan brioche di circa 12 cm di diametro, dove abbiamo il nostro logo stampato a fuoco sopra e quindi abbiamo scelto quel tipo di panino. Cioè, quindi questi panini così devastanti Sono non ancora- sono neanche gli originali. E sono ancora più grandi. Madonna. Giulione, che dobbiamo Cioè, dire? no, più che Che dobbiamo altro dire la a sti voce fuori ragazzi? campo sembra un loro sponsor, sempre che li Sono tanto corregge. affamata. Sono Oh tanto bro, affamata. non devi essere di Tanto parte. affamata, tanto affamata. Avevo la Conflitto voce- di interessi, Cioè, conflitto di interessi. punto di assurdo. domanda. Cioè, questa voce fuori campo è un po' pazza, perché non so, dovrebbe metterti in difficoltà qua che sponsorizza. Spinge sempre qua la voce fuori campo. Oh, con la fame non si scherza, ragazzi. No, Con veramente. questo Poi podcast. vorrei raccontare, cioè non c'è il modo, ma qui c'è un profumo. C'è tutto il team che mi guarda con due occhi così, veramente buonissimo, veramente complimenti. Grazie. Brother, passiamo all'ultimo oggetto. Vediamo. Quarto oggetto. No, raga, ci sono uno, due, sì, quarto oggetto. Bro, il panino mi ha dato la testa, quindi attenzione. Vabbè, raga, vaffanbrodo. Dai, l'ultimo pezzettino. Dovevo. Chiudo perché sennò. Mamma mia. Allora, Allora, cosa succede, bro? non so cosa aspettarmi qua dentro, quindi attenzione, ti dico già, io non c'entro. Neanch'io. Ah, questa è una pugnalata al cuore. Questa è proprio una pugnalata al cuore. Questo penso sia Un panino confezionato un panino confezionato di dubbia provenienza. che sicuramente mangerò io. No, però questo è un panino confezionato. Brother, tu cosa ne pensi della concorrenza, no? Beh, che comunque qua parliamo di un hamburger. Parliamo di... Scusami se ti interrompo. Quando ti parlo di concorrenza, stiamo parlando di un hamburger. Una cosa che non abbiamo detto a casa. Il costo, frate. Allora, Spiegaci un po', perché la gente magari da casa dice sì, bello, buono, ma quanto costa sti panini? certo, si varia appunto questi piccolini siamo sui 3 euro. Invece quelli grandi varia, dipende dal... Come 3 euro, bro. Sui 3 euro. Sono fottuto, scusami, vai. Invece quelli grandi, dove appunto c'è una quantità maggiore di carne o una preparazione diversa, che varia appunto dalla salsiccia al manzo, al Black Angus, appunto, c'è un costo dagli 8 euro ai 15. Che è il panino quello da... Quello grande e comunque bello cicciotto. Certo, ti mangi quello, non ti mangi nient'altro. Sta a posto. Ti sei a posto, ok. E quindi tu dici che ovviamente non è neanche a paragone a livello costo e qualità, diciamocelo. Allora, Si può dire, anche se sono... Sì, niente di paragone. Però io sono dell'idea che noi effettivamente noi non facciamo hamburger. Noi per scelta, da quando abbiamo aperto, non abbiamo mai pensato di proporre un hamburger. Perché? Perché effettivamente appunto il mercato degli hamburger è saturo. Gira e rigira, gli hamburger sono sempre quelli. Certo. Quindi noi abbiamo pensato di mettere assieme una preparazione americana, inserirla dentro un panino, che in sé il panino secondo me è l'emblema del cibo, perché racchiude la verdura, racchiude il pane, racchiude una salsa, racchiude la carne, tutto effettivamente tutto quello di cui hai bisogno. Certo, ma infatti secondo me è stato un bel connubio comunque mettere un po' di America in mezzo, perché la gente quando si pensa all'America pensa sempre alla cosa sbrodolosa, no? La roba, quel tanto, no? Parli di panini americani, devono essere per forza enormi, Esatto. così colà, invece questi qua si presentano semplici, costano 3 euro, sono buonissimi, ci sono di vari gusti, non c'è solo questo, c'è anche salsiccia, ho E sentito. abbiamo 9 panini diversi in locale, che varia appunto da una salsiccia. Noi usiamo una salsiccia di maiale italiano, affumicata al legno di ciliegio e poi messa a bagno nella birra rossa calda. Bro, forse veramente diventeremo migliori amici, sai? Allora, quando vuoi ti aspettiamo. Porca vacca, vecchio. E Cioè, un- tacci che non li hai portati tutti e 9 perché sennò era un problema.
Mamma Ne mia. avevi da mangiare fino a domani. Sì, veramente. Allora, uno comunque sono panini, anche quelli da 3 euro sono belli sostanziosi, perché comunque io sono bello pieno adesso, in questo anche se ho mangiato a cena qualche ora fa, però comunque si sente che è un panino corposo. Tipo quello che ho mangiato io, dimmi se sbaglio, c'era del cheddar, giusto? Esatto. Della verdura grigliata, che sarebbero i peperoni, Dei peperoni grigliati e affumicati e la punta di petto. e la punta di petto con maionese. Maionese con del rafano fresco grattugiato. Cioè, capito? Ma adesso vi 3 euro. interroghiamo. Che cos'è questa punta di petto? Cioè, cos'è il Beh, petto allora, della mucca? Cosa, è cosa proprio, effettivamente è proprio il petto della mucca. Madonna, Vabbè, ma quante questo ne sembra sa? apposta, Ma questa sembrava fatta che si apposta, dice- ma ve lo giuro Quante non ne era sa fatta la voce apposta. fuori campo? Ve lo Mamma giuro, mia. questa non era fatta apposta. Molto perspicace la voce fuori campo. Assurdo, vabbè. assurdo, assurdo. E appunto questa punta di petto si divide in due muscoli, una parte grassa e una parte magra, che nel brisket solitamente vengono utilizzate entrambe. Però se tu le dividi escono delle preparazioni diverse. Tipo, se dividi la parte grassa dalla parte magra, con la parte magra noi prepariamo il pastrami, che a tutti gli effetti è un salume. Allora, è tipo quella vicina alla salamella, tipo. È un Scusate, ignoranza. salume leggermente rosastro, molto simile alla bresaola, quasi bresaola, però leggermente più grassa e con delle spezie che variano appunto dalla senape, chiodi di garofano, la cannella. Certo. Intanto volevo avvisare tutti che questa è la prima e ultima puntata che facciamo sul cibo. Perché, Dopo mette fame a tutti. cioè, bro, ma stai scherzando? Io sto sudando, sto soffrendo. Ho 2 panini che mi dicono mangiami e non posso. Brother, andiamo per l'ultimo oggetto. Ce ne sono ancora. Sì, è l'ultimo, però c'è un Però profumo prima, che- dato che siamo stati molto tecnici, abbiamo spiegato tante cose, troppe cose. veramente. siamo stati molto tecnici, torniamo un po' scialli, come dice la voce fuori campo qua. Parlaci un po', Venezia è una grande città, ci saranno un sacco di turisti. Beh sì, effettivamente di turisti ce ne sono davvero tanti. Situazioni coi turisti? Spiegargli i beh, piatti e le cose loro. Voi parlate fluentemente inglese? Sì, noi appunto io ho studiato inglese in America, quindi comunque so molto dialogare con i vari tipi di turista. E abbiamo visto che comunque vengono molti turisti e vengono molti americani. Che Vabbè, ovvio che sicuramente... e che comunque sono molto curiosi, perché è come dire, effettivamente tu sei in America e vai a mangiarti un piatto di pasta e sei curioso di come effettivamente è quel Certo. piatto di pasta, e la stessa roba penso sia per loro, e solitamente quando vengono a mangiare rimangono strabiliati, perché comunque loro in sé non si aspettano che il loro prodotto venga inserito all'interno di un panino con determinati ingredienti. Sì, c'è questa percezione da fuori, dall'estero, che noi siamo super pasta e lasagne e pizza. Cioè, Esatto. io sono arrivato dal Brasile, pensavo di mangiare tutti i giorni maccheroni, che sarebbero gli spaghetti come li chiamiamo noi, e tantissima pizza. E invece la cucina italiana è super vasta, Super diciamo, varia. veramente. In tutte anzi, una cosa che ho imparato qui è anche la regione, no? Dove ognuno ha la sua tipologia di mangiare. E invece tu non hai mai riscontrato il problema del tipo zona Venezia. Magari qui hanno una tipologia di cucina, questa cosa qua magari poteva essere un handicap. Beh, effettivamente a Venezia c'è il pesce, Cioè, è pieno di pesce, ma noi appunto abbiamo cercato proprio di spingere, di andare controcorrente, perché effettivamente a Venezia non ci sono locali che comunque propongono carne oltre appunto alle tagliate, sempre effettivamente agli stessi tipi di carne. Certo. No, ma infatti, raga, ripeto, non stiamo parlando di un semplice panino, stiamo parlando di una carne lavorata in tanti modi, ma soprattutto con un metodo americano, soprattutto inserito dopo tutte le loro idee che hanno avuto. Vi invito tutti quanti ad andare assolutamente ad assaggiare. E entro quando aprirete con la Padova? Sai già? Non vorrei fare spoiler, ma prossimamente. Ok, quindi raga, se volete trovarli, Venezia, alla Wave, dopo vi lasciamo su
sotto la puntata tutti indirizzi e link dei social. Bro, tu hai altro da dire? Vuoi dire magari qualcosa, perché stiamo per andare adesso nella quinta, no, cos'è? Quinto e ultimo, no? Esatto. Quinto e ultimo. Perché per noi è nuovo sta cosa, sincero, non abbiamo mai fatto una persona, siamo nuovi in tutto, diciamo, però il mangiare è una cosa che sinceramente io immagino che ci sia 10.000 metodi e modi di portare avanti un business, però diciamo quello così, due ragazzi giovani, panino, inventato in casa, dopo si è creata una cultura, si sono aperte 10.000 strade, quindi ti richiedo, c'è qualcosa che secondo te la gente da fuori non se lo immagina e magari lo vorresti dirlo tu? Beh, che comunque appunto... Tanto giriamo la borsa qua. Che comunque appunto questo fa appunto parte del nostro merchandising. Che offriamo a tutti i nostri clienti, ne abbiamo vari tipi, che comunque appunto abbiamo aperto durante un grande e grave periodo e che comunque nonostante tutto, portando dei prodotti molto particolari, siamo riusciti ad affermarci nell'ambito veneziano, perché comunque adesso siamo un punto di riferimento per quella zona di Venezia. Quindi se uno viene da te e ti dice scusa bro, perché dovrei mangiare i tuoi panini, tu cosa gli diresti? Perché sei più buoni di tutti. Allora qua vogliamo nei commenti tutti i ragazzi di Venezia che scrivono quando amano sti panini, così vediamo se i ragazzi qua sono sinceri. Veramente fino in bravo, fondo, bravo, 100%. esatto. Bro, mi pare che è il quinto, giusto? Quinto. E ultimo. Vediamo qua oggetto. cosa scappa dal sacco. Mamma mia, questa puntata è stata dura, Allora, perché avere sti panini davanti. Qua ne ho uno. Attenzione. Cerca bene, che non so minimamente cosa... Qua ne trovo solamente uno, dovrebbero essere i due. Questi potrebbero sembrare degli artigli di Wolverine. Esatto. Che però effettivamente noi li utilizziamo in una preparazione del pulled pork. Questo serve per sfilacciare il maiale, perché appunto, come ti ho raccontato prima, dopo l'inoculazione del brodo... Ok, quindi dopo questa... Esatto. Dopo la fumicatura si arriva a un certo grado di temperatura dove collagene e grassi vengono sciolti, si arriva proprio a un punto che diventa un budino, che basta semplicemente toccarlo e si pulla, si scioglie. Madonna bro, tanto trap sta cosa. Quindi picchiate la carne praticamente, siete dei picchiatori di carne? Beh, noi l'accarezziamo la carne, perché comunque va trattata come si deve, va sempre rispettata la carne, e questa anche perché questo è un remind a quello che mi avevi detto prima, proprio per i vegetariani e per i vegani, che comunque noi rispettiamo la carne, scegliamo solo carne italiana, e la miglior carne, se come nel brisket noi utilizziamo Black Angus da varie farm, dalle migliori farm che ci sono. Sì, non so quanti vegetariani siano contenti di sapere che mangiate le vacche migliori. No, però questo è un prodotto, anche se è metodo americano, bisogna dirlo, è un prodotto 100% italiano. Esatto. Ok. Brother, veramente è stata una chiacchierata sia con te che col tuo socio super easy, anzi mi ha fatto strapiacere di conoscerti, anzi ti auguro in bocca al lupo per Grazie tutto. mille, bro. Spero che tanta gente prenda spunto da questa esperienza raccontata, anche se in velocità, però sono sicuro che è arrivato a casa il messaggio. Quindi raga, a tutte quelle persone che vogliono sapere altre domande, altre cose, soprattutto altre informazioni, scriveteci sotto la puntata che ci farà solo che piacere rispondervi. Fantastico. Federico, è stato un piacere enorme, Grazie, grazie per bro. i panini, bro, sei fottuto perché verrò a trovarti. No, ti aspettiamo quando vuoi, te li facciamo assaggiare tutti, però a tuo rischio. Ciao e coach pericolo. Cori. Ciao coach. No, va bene bro, grazie mille ancora e in bocca al lupo per tutto e sicuramente verrò a trovarvi. Un saluto oggi allo sponsor, alla voce fuori campo. Oggi sono caduto in tentazione, sarà l'odore, sarà la fame, Forse sarà se sei l'ora. se sei in tempo potrebbe riuscire a toccare pure a te un Esatto, assaggino. forse. Ragazzi, questa è stata la seconda puntata della stagione di Sottobanco, grazie a tutti, seguiteci, commentateci, condivideteci, mi raccomando, questo è solo l'inizio, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.